non interessa. Rieccoci, primo Sister Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, siamo diretti sulla pagina Facebook rapidamente perché abbiamo collegato Renzo Olivieri, presidente allenatore, Gianni Grazioli, direttore generale dell'AIC, ma abbiamo già collegato anche Paolo Bedin che è il direttore generale del Vicenza, che è un amico di tutti noi, eccolo lì, guardate, sempre giovane, vedi che giovanile è Pieraldo Paolo Bedin, dunque, è giovane, è giovane, lo saluto e saluto molto volentieri Paolo Bedin che conosce Renzo Olivieri, che conosce Gianni Grazioli e che conosce tutti noi, quindi abbiamo fatto una presentazione familiare. Però prima vado da Elisabetta, se ha novità dal web. Elisabetta, hai novità dal web? Io ti dico che oggi è uscito uno studio di Football Benchmark che ha cercato di analizzare l'impatto del Covid sul valore dei giocatori, quindi prendendo vari parametri dei giocatori, quindi la disponibilità economica che con il Covid viene meno, la durata dei contratti e l'età, e ha sostenuto che lo stop al calcio in tutta Europa causerebbe una perdita di quasi 10 miliardi di euro, poco meno perché sono 9 miliardi 918 del valore totale dei cartellini. Mica poca, mica poco, questo per quanto riguarda ovviamente l'associazione italiana calciatori. Allora ritorniamo, rivediamo Bedin, ovviamente Renzo Olivieri e anche Gianni Grazioli, scusatemi ragazzi così. Eccoli, allora, volevate intervenire Jacopo Tognò e Stefano Edel, poi sentiamo che lo prego Jacopo. Al volo, dunque ti saluto Paolo intanto, con cui ci vedremo domani dalle 14. Allora, lo puoi rimanere collegato tutta la notte, dato che ci sei. Sì, no, non credo. Diciamo così, due riflessioni su quello che sentivo dal Presidente Olivieri e da Gianni prima. Il Presidente Olivieri dice una cosa correttissima, secondo me, sul principio del suo intervento, dice non è tanto un problema di numero di squadre quanto un problema di sostenibilità, parola magica che stiamo cercando di risolvere e che, mi viene da dire, nel primi, e qui mi riaggancio a quello che diceva Gianni, quest'anno 60 squadre sarebbero arrivate al termine, qualcuna con più fatica per carità, ma il sistema anche con tutto il reticolato di norme che era stato posto a protezione aveva tenuto e dava segnali incoraggianti perché tenesse. Ora però il vero problema si sposta su un'altra dimensione, su un altro piano, quello che correttamente dici tu Giorgio anche, cioè un domani gli imprenditori, esclusi i super big di quelle 4-5 che sono fuori categoria per il tipo di imprenditori che ci sono quelli che conosciamo tutti, gli altri invece dovranno guardare la propria azienda e diranno ma investirò o meno nel progetto calcio, quindi il vero problema è cosa sarà della C del prossimo anno e quanti veramente vorranno partecipare, vorranno iscriversi. Se non me lo dici Su questo tema c'è tutto un lavoro per portare non solo una sostenibilità ma anche un tentativo di avvicinare maggiormente o di aiutare i club in difficoltà a poter partecipare, a poter iscriversi, e su questo si apre una partita delicatissima per il futuro. Perché dico questo? Perché Gianni so che ha parlato oggi, che ci sono visti insomma via Zoom. Ce l'abbiamo, grazie, dovrebbe sentire la trasmissione adesso. Sì, la sento. Con le componenti eccetera. Il vero tema è quello di capire se noi manteniamo un sistema così rigido, che secondo me va mantenuto il più possibile, evidentemente il prossimo anno veramente ti conti, non dico in due dita delle dita di una mano, ma quasi. D'altro canto però se consenti una flessibilità di ingresso, che pure significa liberare risorse importanti di cui c'è bisogno, il rischio è quello di trovarti di fronte a qualche scoglio tipo proprio qual è la soluzione? Scusa, saluto anche Dante Scibilla, direttore generale del Venezia, che l'abbiamo collegato, tra poco vedremo anche lui, grazie anche a lui. Ecco lui, grazie direttore, grazie, molto gentile, potete intervenire tutti. Allora Stefano volevi dire? No, io e poi andiamo saluto tutti, saluto anche Paolo. Volevo dire a Gianni una cosa, sì è vero. È vero che c'è stata una riforma, perché bisogna anche però che facciamo un po' di memoria storica. La C2 è stata soppressa nel 2013-2014, 6 anni fa. Però partiamo dall'origine. La Serie C aveva negli anni 90 due gironi a 18 squadre, Serie C1. Girone A e girone B, 36. Poi è nata la C2 che da 108 è scesa a 90 squadre e aveva fino a 54 quando aveva 3 gironi sempre da 18 squadre. Chi ha deciso di aumentare il numero delle squadre partecipanti creando 3 gironi di C1 per arrivare a 60? Cosa che oggi, lo dimostrerà l'assemblea di domani,
è insostenibile, perché molti presidenti domani diranno: noi chiudiamo Baracca e Burattini perché non ce la facciamo. Se la riforma del calcio italiano, di una parte del calcio italiano, ha portato a questo, sì è vero, da 90 squadre professionistiche scesi a 60, però io mi domando, quando la C1 e la C2 sono nate, non c'erano i soldi delle televisioni, non c'era nulla. Come si reggevano tutte queste società? Adesso non è che ce ne sono molti, No, con i presidenti, con l'impegno di presidenti il Totocalcio. e del Totocalcio. Oggi questo sistema, per un virus, ha dimostrato tutta la sua fragilità. Allora io chiedo, se non è questo il momento di riflettere seriamente e di, partendo dal basso, da queste categorie, dalla terza serie, cominciare a ragionare in termini concreti sul futuro, perché il calcio italiano se no scoppia, io non so che cosa si debba fare, perché la Serie A non darà mai, Renzo, €1 alle altre serie, ma neanche se vuoi. Stanno litigando per prendere la sesta rata dalle televisioni. Quando mai daranno la possibilità alla Serie B e di conseguenza anche alla Serie C di poter godere anche di qualche briciola? Io non credo questo. Bisogna che il sistema venga, tra virgolette, come dire, al sistema venga imposto un criterio, vengano diciamo, imposti dei parametri nuovi. Questo secondo me è l'unica possibilità per far sopravvivere il calcio italiano. E allora sentiamo in merito, poi ritorniamo da Olivieri e anche da Gianni, Paolo Bedì cosa si aspetta, ovviamente visto che stiamo parlando della Serie C, ovviamente che Sibiglia, perché la Serie B non è che sia meno fuori dai guai della Serie C, è un po' meglio, però anche loro hanno molti problemi se termina il campionato ora. Paolo Bedì. Ma intanto una buona serata. Saluto Stefano Marchetti. Buonasera Stefano, grazie Stefano Marchetti che è collegato, si sta preparando anche lui. Vai pure Paolo Bedì. Allora fammi iniziare intanto con una battuta, nel senso che intanto complimenti per tutti gli intervenuti che sono personalità importanti, che di riuscire a riassumerli in una puntata è merito e quindi ti va riconosciuto. Poi faccio una battuta: in 2 ore vuoi risolvere già nei 50 anni di problemi del calcio, questo evidentemente non è possibile, perché hanno un po' ragione tutti, io un po' che seguo la trasmissione. Ha ragione D'Amico che bisognerebbe sfruttare il momento e il dramma che ci ha travolto per accelerare un processo di riforme che è sempre molto complesso e molto difficile da accelerare. Ha ragione Pieraldo dalle Carbonare che bisogna essere realisti e quindi quando si è provato a fare riforme di qualsiasi tipo ci si è trovati di fronte a uno scoglio dovuto... Si sente adesso? Sì, sì. Vabbè, Stefano Marchetti che sta entrando, vai pure Paolo. Ha ragione anche Gianni a dire che molto si è fatto, perché guardate che il sistema licenze nazionali, che è il sistema con cui ci si iscrive in Italia ai campionati, è studiato da molte leghe europee, lo dice uno che vi partecipa. E ha ragione Jacopo a dire che adesso il momento è molto delicato, perché da un lato se si tiene alto l'asticella si perde per strada molte delle società che oggi non saranno in grado di mantenere i criteri economico-finanziari imposti dalla federazione. Ma attenzione che se si abbassa l'asticella e si parte con dei parametri molto bassi, quindi fideiussioni, il rapporto PA e quant'altro, si rischia di perderle per strada durante la stagione le squadre, quindi è ancora un dramma maggiore. Quindi si è in un momento in cui c'è una complessità a tutti i livelli. Io penso che sia un momento propizio per provare a fare quelle riforme che non si sono mai fatte. Penso che dentro il Consiglio federale, e qui abbiamo delle persone che vi siedono, e approfitto per salutare Renzo, si debba veramente provare a trovare una sintesi molto complessa tra gli equilibri e le esigenze diverse per provare a inserire quelle riforme sul numero delle squadre professionistiche, perché questo, lo avete detto quasi tutti, è un tema. Oggi l'Italia è in Europa assieme all'Inghilterra, ma vorrei ricordare che la Football League, che è la Serie B e la Serie C insieme in Inghilterra,
fattura 10 volte quello che la B e la C fatturano in Italia, quindi non è paragonabile al nostro sistema. Tutti gli altri paesi non hanno delle serie C professionistiche, quindi hanno dei costi di funzionamento molto più bassi, perché non ricordo chi lo ha detto in precedenza, ogni euro che noi paghiamo di netto sono 2,3-2,4 euro di costo aziendale. Quindi quando si parla sui giornali di ingaggi o di costi, in realtà si parla di meno della metà di quello che costa un'azienda, un giocatore, uno stipendio o altri tipi di costi che dobbiamo sostenere. Quindi Certo. il tema è il numero delle squadre professionistiche all'interno di un sistema che fa difficoltà a rinnovarsi e a mantenere questo ritmo. E per questo motivo, Gianni Grazioli, ritorno da te, poi vado da Scibile e da Stefano Marchetti. Se il motivo di questa trasmissione, ovviamente ha ragione anche Paolo Bedin, non è che in 2 ore, visto tutto quello che abbiamo toccato questa sera, si possa chiarire o decidere. Però dico, se succederà che l'idea di tutti è di rivoluzionare un attimino questi campionati, di rifare un attimino le varie categorie, ovviamente, Gianni Grazioli, i penalizzati saranno i giocatori. In questo caso, cosa dirà l'Associazione Italiana Calciatori? Punto di domanda. Allora, a sgombro di equivoci, se anche il Consiglio federale si siede e decide qualcosa, il prossimo anno per statuto federale non potrà essere cambiato nessun format di campionati, perché se tu farai delle modifiche al format dei campionati devi andare al campionato 2021-2022. Ma se non ci sono i soldi, Gianni, maggiore, però. Se non ci sono i soldi, Gianni. No, attenzione se non ci sono i soldi. Ho parlato prima di defiscalizzazione. Bisogna trovare che tutto il calcio assieme vada dalla politica a chiedere l'intervento sui crediti d'imposta per le società. Società BB, società DC, società professionistiche e società dilettantistiche. Quello è un aiuto non indifferente per le società. Poi sicuramente bisognerà andare a trovare un equilibrio, come sottolineava bene anche Paolo Bedin, tra tutte le norme che sono state messe per rispettare le licenze nazionali di iscrizione ai campionati, per evitare che non ci siano, diciamo, squadre che si possono perdere per strada durante l'anno. Quindi è un lavoro che deve essere fatto a 360 gradi tra tutte le componenti del calcio, ma andare anche dalla politica per cercare dei sistemi che possono aiutare le società. Non vai a chiedere soldi. Sì, però Gianni, la politica abbiamo ricordato prima che il mondo del calcio versa allo Stato qualcosa come 1.700 milioni euro di tasse. Gianni, condivido, però tu vai a dire ai commercianti, ai ristoratori, alle parrucchiere, guardate, danno i soldi ai calciatori e voi non ve li danno. No, non hai capito, non danno soldi. Defiscalizzazione vuol dire che tu detrai. Se tu metti 50 euro in una squadra di calcio, l'anno prossimo Stato. Sì, certo, qualcosina, ho capito, sottrai soldi allo Stato, ma ne dai sempre 1,7 miliardi. È vero. E come diceva Paolo, qui hai un costo azienda che è elevatissimo per i soldi che dai allo Stato. E il calcio con questi soldi mantiene tutti gli altri sport italiani. E questo è vero. Una volta lo manteneva il Totocalcio, adesso lo mantiene il tanto vituperato calcio. È vero, Gianni. Renzo Olivieri, sei d'accordo? Renzo Olivieri, sei d'accordo con Gianni Grazioli e Paolo Bedin? Renzo Olivieri? No, su questo non tanto, ma per un discorso generale, guardate, se noi si ascolta, ma tutti, ogni categoria ha ragione, chiede defiscalizzazione e risorse a fondo perduto. Non è il momento questo, perché credo che rischieremmo anche l'impopolarità, perché se non si paga più tasse non è che finisce il calcio, finisce il sistema paese. Io credo che su questo con calma, ora siamo nel momento più caldo e ogni categoria è in apprensione per proseguire la sua attività, però una riflessione credo che vada fatta con calma anche da questo punto di vista, perché se no veramente
si rischia di far saltare tutto. Io credo Renzo, fermo lì, Renzo, mi dicono dalla regia che deve aver premuto qualche tasto e sei sparito. Prova a rivedere un attimino perché sentiamo la voce ma non ti vediamo. E molto probabilmente io vi vedo. Ma mi ha detto la regia che deve aver toccato qualcosa, prendila con beneficio inventario perché io non è che conosco tutte queste tecnologie moderne. Nel frattempo, finché ti rivediamo, voglio andare anche da Scibile e da Stefano Marchetti, ovviamente perché la Serie B, come dicevo, non è che abbia meno problemi, ne ha meno un po' della Serie C, ma hanno molti problemi anche loro. Come vedete la situazione? Inizio da Dante Scibile e poi Stefano Marchetti. Dante. Buonasera. Buonasera. Ma guardi, io credo, insomma, queste crisi portano sempre sotto stress le situazioni e a volte anche con situazioni molto difficili da gestire, però le crisi sono sempre, oltre che essere un problema, a volte costituiscono un'opportunità. Sta a noi trovare le opportunità per uscire da questa crisi risistemando il sistema calcio. È chiaro che per tanti anni il sistema calcio si è basato esclusivamente sui diritti televisivi, sulle rinegoziazioni al rialzo dei diritti televisivi. Purtroppo questi soldi poi sono stati utilizzati per investire solo sul risultato sportivo e non sull'azienda calcio. Questo per responsabilità di un po' tutte le componenti. Quindi oggi che questo non è più possibile, non è più possibile anche perché noi oggi ci preoccupiamo di questa stagione, ma il dramma, per me, il dramma sarà la prossima stagione perché ci sarà un calo dei ricavi altissimi, in particolare in Serie B. Questo è vero. Televisivi, ma molto anche con le plusvalenze per molte società come il Venezia, ma credo anche Cittadella e tante altre società che insomma, cercano di costruire di fare nel proprio cost business anche la valorizzazione dei giocatori e quindi c'è la necessità proprio di cambiare il modello di strategia per fare andare avanti la società di calcio. Cioè, non si può pensare di continuare a vivere con gli utili delle aziende proprietarie delle società di calcio, perché il prossimo anno, per esempio, questi utili non ci saranno e quindi non potranno essere riversati nelle controllate. E quindi che futuro, Dante Scibile, che futuro sarà? In questo caso andiamo nel caso specifico del Venezia o del Cittadella, poi quando parleremo con Stefano Marchetti, visto che voi due siete dirigenti di squadre di Serie B. Ma guarda, io il prossimo anno, se devo pensare a quali ricavi su quali ricavi potrò contare, mi troverò con un forte ridimensionamento sia della parte sponsorship, merchandising. Tenga presente, noi facciamo 1 milione di euro all'anno con i turisti, il prossimo anno non si prevedono turisti fino a marzo, quindi mi troverò con delle situazioni di difficoltà da questo punto di vista, però queste sono situazioni momentanee che probabilmente si recupereranno in futuro. Noi da sempre stiamo cercando di contenere sempre più i costi dal punto di vista della rosa e cercare nel tempo di sviluppare invece quello che è il settore giovanile. Stefano Marchetti, anche per voi perché noi siamo una società comunque che ha 5 anni di vita, quindi la costruzione che è partita dal basso comincia a portare oggi qualche giocatore, contiamo nei prossimi anni di avere più giocatori pronti per la nostra categoria. Insomma. Certo, Stefano Marchetti, sei d'accordo che l'anno prossimo il problema, come diceva Sibiglia? Ma intanto saluto tutti, mi fa piacere rivedere tanti amici. Ho sentito tante cose stasera, no? Tutte cose giuste, tante proposte, tante iniziative, tante cose giuste, però per me la cosa più giusta l'ha detta il presidente Pieraldo Dalle Carbonare. E Paolo Bedin è un testimone assolutamente importante. Cioè bisogna andare in riunione in Lega e capire come funziona. Se chi comanda non ha la moralità, la capacità di gestire un sistema e pensa sempre al proprio orticello, non si riuscirà mai a venirne fuori. E bisognerebbe che ci fossero, adesso dico una cosa, una marcona, che ci fossero 20 presidenti come Angelo Gabrielli. 20 presidenti come Angelo Gabrielli, il calcio lo risani in 20 minuti. Perché ha la capacità di ragionare da sistema, ha capacità
di capire che l'altruismo di aiutare chi deve aiutare, di dividere le risorse in maniera equa. Se tu vai in Lega e fai una riunione in Lega, non ti danno neanche il coltello per tagliarti le vene. No, per tagliarti dici, guarda, vorrei tagliarmi le vene, mi date un coltello? No, perché costa. Quindi, tutte belle cose, ma bisogna attuarle e farle, ma non lo vogliono fare. Questo è per me il problema, perché il calcio, come avete detto voi, è un'industria importantissima, che però la gestisce e chi comanda non ha voglia di aiutare chi sta sotto, chi è in difficoltà. Non ha la moralità. Avete detto prima che in Germania le grandi società, le società più importanti hanno aiutato hanno stanziato 20 milioni per... In Italia questo neanche sarebbe un miracolo, ma non è così. Faccio così, le leghe sono Stefano, Dante, Sibilia, Bedin e Gianni Grazioli, perché abbiamo perso Renzo Olivieri. Potete rimanere, faccio la pubblicità, riprendiamo Renzo Olivieri, rimanete con noi, poi vi saluto. Potete rimanere tutti? Sì, certo. Perfetto, allora grazie ovviamente della vostra disponibilità. Un attimo di pubblicità, poi ci riprenderemo, auguriamoci Renzo Olivieri e poi ovviamente ci consigliamo tutti. Rimanete con noi tra poco. No, c'è. Per chiamare. C'è il video.